Nei giorni scorsi la stampa ha pubblicato una dichiarazione del consigliere di IPAB Giovanni Di Giovanni, Fratelli d'Italia, chiedendo che il concorso per il nuovo direttore avviato lo scorso 10 settembre sia annullato in autotutela perché i principi elencati per la preparazione dei candidati sono inadeguati o sorpassati. In seguito alle dichiarazioni pubbliche del consigliere, gli altri esponenti del CDA hanno desiderato chiarire la propria posizione e affermano: è discutibile che il consigliere Di Giovanni, che fino ad oggi ha partecipato poco alle riunioni del consiglio di amministrazione, sollevi dubbi sulla validità del concorso a tempo determinato e non indeterminato come ha affermato per il ruolo di direttore. Il processo di selezione è stato concordato con la Regione Veneto, che non ha sollevato alcuna obiezione sul bando in corso. È curioso che il consigliere Di Giovanni si mostri agitato, come in altre occasioni, in coincidenza con la richiesta del suo collega di partito di negoziare il debito con la Casson. Continua. Questa agitazione si manifesta con incomprensibili dimenticanze, come quella riguardante le autorizzazioni del Ministero dell'Interno per la posizione di Antonio Serraino al momento del suo insediamento. Inoltre, Di Giovanni ha lasciato una riunione del Consiglio di amministrazione la scorsa estate, poiché stava partecipando via videochiamata in violazione alle norme, partecipando dalla spiaggia durante il lavoro, vendita ambulante di gelati e bevande. Tuttavia, continua il comunicato, ribadiamo che l'obiettivo principale dei membri del Consiglio del CSH Casson deve essere sempre il benessere degli ospiti delle strutture. Invitiamo pertanto il consigliere Di Giovanni, conclude, a ricordarsi delle sue responsabilità e a partecipare più attivamente ai consigli di amministrazione, considerando che le sue presenze sono attualmente le più basse rispetto agli altri membri. Partecipando potrebbe evitare ulteriori dimenticanze riguardo le delibere, come quando ha affermato che Serraino ha chiesto autonomamente una consulenza legale esterna senza ricordare che questa decisione era stata proprio l'oggetto della delibera. Al termine di tali informazioni, il CDA informa che i lavori di ristrutturazione del boschetto stanno procedendo rapidamente, come confermato dalla commissione consiliare, e consentiranno l'ampliamento dei posti letto dedicati alla popolazione fragile. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.